Eccoci qua, buonasera a tutti. Eccoti lì. No? Oh. Buonasera. Buonasera a tutti gli amici di FVG Sport Channel, BHTV, e benvenuti a questa nuova puntata di BH Motorsport in diretta sulla pagina Facebook appunto di FVG Sport Channel e stasera in differita sulla nostra televisione, canale 113 digitale terrestre. Intanto facciamo un grosso saluto al nostro regista Francesco Tonizzo, che sempre grazie al merito suo se siamo qua. Vabbè. Buona trasmissione, ci sentiamo dopo. Sai che intervengo a gamba tesa quando c'è da chiudere. Assolutamente. No? Ciao. Intanto, come potete vedere, una grossissima buonasera al nostro commissario del BHTV, Stefano De Marco. Ciao Stefano. Ciao a tutti ragazzi. E oggi abbiamo una coppia di ospiti alla nostra trasmissione. Abbiamo Lorenzo Frasca e suo papà Enzo Frasca. Buonasera e benvenuti a BH Motorsport. Grazie, buonasera. Oggi, come abbiamo già preparato nel pomeriggio, vi abbiamo avvisato che oggi parleremo di moto. Fino adesso in tutte le puntate abbiamo parlato di macchine, abbiamo parlato di rally, abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo parlato un po' delle quattro ruote. Oggi ne togliamo due e incominciamo a parlare di motociclismo e lo facciamo con forse la giovane promessa dello sport del motociclismo in Friuli, Lorenzo, ma intanto passo la parola a Stefano che lo presenta nel migliore dei modi. Certo, allora buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. Sì, come hai anticipato tu, abbiamo parlato molto di auto e come ti avevo promesso io ho detto ragazzi dobbiamo parlare anche di moto. Come iniziamo, come non iniziamo, insomma ci ho pensato un po' e ho avuto questo contatto, questa chiamiamola illuminazione e mi hanno dato il contatto di questo ragazzo che è strepitoso, la giovane promessa del Friuli Venezia Giulia. Speriamo insomma che possa continuare con altrettanti risultati. Lorenzo Frasca, che oltre ad avere ha iniziato ad un'età tenerissima, se non ricordo male 6 anni, ricordo giusto Lorenzo? 3 anni e mezzo sulla prima moto. 3 anni e mezzo, cioè ragazzi, 3 anni e mezzo. Io sì, 3 anni e mezzo non è che le passeggino io, vedete voi. No, io mi ribaltavo con la bicicletta, fai tu due conti. Vabbè, comunque, ha proseguito questa sua carriera fino ad arrivare a campionati sia a livello nazionale e ha partecipato anche, pensate, ad un campionato in Spagna. Adesso lui ci racconterà un po' la sua storia, un pochino quello che fa, dopo lo inondiamo, sia lui che il papà Enzo, lo inondiamo di domande. Tra l'altro mi inserisco io un attimo prima, Lorenzo, scusami se ti interrompo, agli amici che ti stanno guardando da casa, commentate pure sulla diretta e i commenti li leggeremo e faremo rispondere alle vostre domande ai nostri ospiti. Scusami Lorenzo se ti ho interrotto. Buonasera a tutti, comunque per cominciare, la prima volta che a 3 anni e mezzo con mio padre sono andato alla fiera di Udine Motori e mentre eravamo in fiera siamo passati davanti a un tendone dove c'era una minimoto cinese e ho chiesto a mio padre se potevo provarla e mio padre mi disse di sì, mi era piaciuta molto. E poi quando siamo usciti dalla fiera io ho chiesto se me la poteva comprare e lui me l'ha comprata. Ovviamente. È stato semplice insomma. No, abbastanza, sì. Perché la combinazione ho voluto che un amico, circa una settimana dopo, me l'ha regalata perché l'avevo in un garage. Ne aveva una così buttata, lì piena di polvere, e l'abbiamo presa, l'abbiamo portata a casa. Diciamo, questa è stata proprio la... Quando si dice destino, eh? Poi, dopo che è arrivata a casa, l'ho provata e più o meno dopo una settimana, che ero fuori nella mia via a provarla, andare avanti e indietro, con il casco che non era un granché,
e sono caduto, era rimasto bloccato l'acceleratore, sono caduto e sono andato a sbattere contro il muretto. Il casco mi si è tolto e ho sbattuto la testa e mi sono fatto 4 punti in testa. E... Beh, dai, sono problemi del mestiere, dai. Esatto. E poi, dopo questo episodio, ho cominciato a fare verso 6 anni, 7 anni, il campionato italiano di minimoto. E ho fatto per 4 anni il campionato, ne sono arrivato in questi 4 anni secondo, terzo e quarto, e poi anche un altro secondo posto. Nel 2017, insieme al campionato italiano, ho fatto anche il campionato europeo, dove sono arrivato secondo, quando siamo andati ad Assen, nel circuito, non quello grande, perché in quello piccolo... Ti perdevi. Sì. E pioveva tantissimo, non c'è stato un giorno di tregua dove la pioggia non c'era, però sono riuscita comunque a portarmi il secondo posto in Europa. Poi l'anno scorso volevamo provare questa nuova esperienza in Spagna, quindi con la Moto 4 sono andata in Spagna, abbiamo fatto 3 gare, perché tutte non si riusciva con il budget, e ho fatto Jerez, Barcellona e Valencia. Jerez, la prima gara, è stata un'emozione fantastica, vedere una pista dove correvano i piloti di MotoGP, e dove in quella gara purtroppo si era rotto il motore e non ce n'erano a disposizione altri, però comunque si è riusciti a ricavarne uno. Non era un granché di motore, però sono riuscito a cavarmela e sono arrivato a metà classifica, 17esimo su 35, che per me come prima gara era un gran risultato. Sì. Poi, allora, questo ragazzo ha un gran ma io mi sono dimenticato di chiedere una cosa, Lorenzo. Ma quanti anni hai? Adesso ho 14 anni. Ecco. No, era per curiosità, perché non ti avevamo chiesto l'età e comunque hai una bella esperienza da quello che raccontavi, e dopo ci racconterai ancora qualcos'altro, e sei ancora bello giovane, quindi puoi solo che migliorare. Stefano, scusami se ti ho interrotto. No, dicevo, gran manico questo ragazzo, mamma mia, così appena iniziato già, insomma, secondo, terzo, sento parlare di tutte posizioni o sul podio, molto vicino al podio. Sì, io ho provato, come tu sai Daniele, ho provato a fare qualche garetta di rally. Sì, io portavo in giro la macchina, era più o meno come portare il carretto della frutta e verdura, insomma, in gara passavo, mancava solo che offrissi le birre, insomma, mancava solo quello. Invece questo qua arriva, sale su una minimoto nella strada di casa, cade, si fa 4 punti, un bambino normale avrebbe preso la minimoto, avrebbe sbattuta in un angolo, avrebbe mandato a quel paese tutto, invece lui no. Ci risale ancora, l'anno dopo va a fare il campionato italiano e arriva anche secondo. Sì, ragazzi, ma che abbiamo come ospite stasera? Magari è più matto che bravo. Vabbè, ma la follia è parte integrante del motorsport. Cioè, se non sei un po' folle, non vai a quelle velocità piegando a 90 gradi ancora un po', quindi... sicuramente una dose di follia, certo, anche la giovane età aiuta, però se incominci ad abituarti a essere folle a quell'età, dopo puoi solo che affinare la tecnica e migliorare ancora. Ma volevo fare una domanda a te. Si chiama peggiorare. No, vabbè. Si chiama peggiorare. Dai, diciamo migliorare, non stiamo a dirgli tutto così subito. No? Enzo, volevo chiederti una cosa. Sì. Tu segui ovviamente Lorenzo dappertutto, e quindi lo vedi andare in moto, ma da genitore, scusami se ho la gola un po', da genitore vedere tuo figlio che con queste moto che sfreccia in gara e quant'altro, com'è per te?
È una domanda che ovviamente mi fanno in molti. Certo, ci sta. Io dico che sicuramente è un'emozione unica, cuore a 1000, adrenalina al top, però è anche vero che vedendolo da piccolissimo che andava sulle moto, diciamo che c'è un po' un'abitudine, no, per me, per cui conosco bene come si muove quando guida, quindi diciamo in qualche maniera riesco a essere con lui in moto, no? E quindi cerco un po' di diciamo eliminare questo distacco che c'è stando con lui in pista. Comunque sì, sicuramente il cuore ti va a 1000 ogni volta che c'è del motore. Ma tu sei dal suo personal trainer praticamente. Sostanzialmente sì, diciamo che mi sono più occupato. Io in realtà non ho una vera e propria passione per le moto, è stato tutta una serie di un allineamento stellare, diciamo, che è avvenuto, e per cui un po' mi sono dovuto anche io, lui ha imparato a guidare, io ho imparato un po', diciamo, la storia delle moto, quindi anche mettere mano sulle moto, motori, perché comunque nella fase iniziale fa molto il padre, ecco, il genitore, proprio sul mezzo. Poi chiaramente crescendo i mezzi aumentano, diventa molto più complessa, diciamo, la gestione, per cui ti affidi ai team. E allora, quando ero preso con le moto, diciamo, il tempo andava veloce perché comunque avevi 1000 cose da fare. Quando invece adesso andiamo a fare le gare, che io lo consigno al team sostanzialmente, quindi sono tutta una giornata a guardarlo, e lì diventa un po' più dura. Fare lo spettatore. E lì sono giornate di ferie per seguire. Immagino insomma che le trasferte durino quasi una settimana, se non addirittura una settimana, sì, insomma, tra una cosa e l'altra. Sì, il mercoledì o il giovedì si parte fino alla domenica sera, poi dipende, se è lontano magari si rientra anche il lunedì mattina. Ecco, sì. Quindi diventa impegnativo, cioè impegnativo per tutti, impegnativo per Lorenzo, impegnativo anche per la famiglia, però si fa. Abbiamo fatto una breve chiacchierata ieri sera, io e te, Enzo, e mi dicevi che la stagione scorsa è andata bene, Lorenzo, insomma, come al solito è andato fortissimo. Dopo una domandina da fare a Lorenzo. E per quest'anno, a parte la situazione, insomma, che ha bloccato tutto, c'era anche il problema che hanno praticamente tutti quelli che vivono nel mondo dei motori, cioè il problema di budget. Cosa dici? Pensi insomma di riuscire a risolvere questo problema? Quest'anno la mandiamo così? Cioè, rivedremo Lorenzo in pista quest'anno o come andrà? Trato da capire ancora se il mondo andrà in pista, però. Sì, okay. No, ma le prove l'hanno riaperte, dai. Sì, hanno già iniziato a fare gli allenamenti. Allora, quest'anno noi, appunto, per questioni di budget, avevamo pensato di appunto passare l'anno e dedicarci magari solo ad allenamenti. Adesso col Covid le speranze sono andate ancora più... non ci sono assolutamente, perché comunque chiaramente le aziende, per quanto ci sia una ripresa, è difficile, diciamo, portare avanti anche questo tipo di situazioni qui, per cui faremo salvadanaio per il nuovo anno. Sicuramente lo rivedremo in pista, quest'anno sicuramente programmeremo a breve degli allenamenti e lo rivedremo in pista sicuramente l'anno prossimo. Ottimo, allora aspettiamo Lorenzo nel 2021, gas aperto e ovviamente a saponetta consumata, perché sì, altrimenti non c'è gusto. Ma Lorenzo, allora, abbiamo capito che tu hai imparato nella stradina di casa, il muro ti ha dato una mano a capire qual era la tua strada, e il casco non ha aiutato molto, però vabbè, è servito a qualcosa a quanto pare. Ma oltre a quello, cioè, qualcuno hai seguito dei corsi, c'è qualcuno ti ha fatto da mentore, ti ha insegnato, ti ha detto insomma come funziona in pista guidare una moto? Sì, un anno dopo che appunto ho cominciato a partire con la prima moto, sono andato in un circuito a Torre di Mosto, dove c'erano 2 ragazzi che insegnavano a chi veniva in quella pista, chi voleva fare le lezioni, ci facevano un corso dove imparare ad andare in moto, a fare le curve, a dosare l'acceleratore, frenare e tutto questo.
Ecco, quindi... Lorenzo, con che moto corre adesso? Adesso, l'anno scorso con la Moto 4. Quest'anno, cioè il prossimo anno, pensavamo di correre con la Pre-Moto 3. Oppure... Questa qua in parte nella foto è la moto con la quale hai corso 2019? No, è il 2018, l'ovale. Bene. Sì. Spiegaci un po' questa moto brevemente, è quella che hai usato nel 2019. Dacci due dati, perché i nostri spettatori non sono magari così ferrati in materia, e io specialmente. Nel 2019, appunto quando sono andata in Spagna, ho corso con la Moto 4, che è 17 pollici, 4 tempi, e questa moto non aveva 6 marce, ma ne aveva 4. No, 5. Sì, 5, scusa. 5. Abbiamo perso una mano. Ma la prima non conta. Giusto. È che lui era sempre in quinta, è quello che... Sì, quindi una marcia aveva. Sì. Un problema di questa moto era che per me era abbastanza grande, perché io sono basso, di statura bassa, ed era anche molto pesante, quindi da quell'anno ho cominciato ad andare in palestra per diventare più robusto e riuscire a controllare meglio la moto. Quindi oltre agli allenamenti in pista ci sono ovviamente anche gli allenamenti in palestra. Ma che cilindrata ha la moto 4, Lorenzo? 150. Non se lo ricordo. 150, cavolo. È un aereo, insomma, cioè 150 così, ma a spanne, cavalli, perché qua i ragazzi vogliono sapere i cavalli, così è un dato che... 30 cavalli, più o meno, sì, tra i 30 e i 40 cavalli. Cavolo, è un bel andare. Immagino che come peso sarà quanto? 70-80 kg? 70 del genere? Come moto? Sì, 70 kg. 75, colpito 110. Però, insomma, 30 cavalli su 70 kg di moto è un bel aereo, ecco. È un aereo, sì. Velocità di punte siamo più 190 all'ora, più o meno. Sui rettilini chiaramente di Valencia, di Jerez. Certo, andare a 190 con una moto così, insomma, aveva ragione Stefano quando ha detto che è un bel missile, insomma. Sì. Cavolo. Ma e guidare... Vai. Vai. Vabbè, ok. E guidare su questi circuiti a livello europeo hai incontrato... Allora, intanto ci dici com'è guidare su questi circuiti, che cosa vuol dire, le tue sensazioni e tutto. E dopo ci dici anche se hai incontrato qualcuno di famoso, se c'è qualche tuo beniamino che ti ha dato un incoraggiamento, qualche consiglio, qualche aiuto. Allora, guidare su questi circuiti è un'emozione pazzesca, perché sapere che dove guidi ci sono stati piloti da MotoGP è una cosa bellissima. Su questi circuiti ho incontrato, ad esempio, a Barcellona, siamo partiti mercoledì e quando siamo arrivati c'erano i piloti della Moto 2 e Moto 3 a fare i test delle moto. E ho fatto con loro e molti di loro mi hanno detto gas a manetta e andiamo. Gran consiglio. Insomma, per la serie fare apri. Ma aspetta, c'era anche la filastrocca, Stefano, quando eravamo un po' più giovincelli noi, però adesso non me la ricordo più. Se sei incerto, tieni aperto. Eccola. No? Allora, diciamo che... facciamo i bravi, mettiamo un attimino l'aureola, diciamo che sulle strade non si fanno stupidaggini. Le stupidaggini, si tiene aperto sempre rigorosamente in pista. Le strade aperte al pubblico non sono una pista. E Lorenzo, quando avrà la sua moto da strada, perché immagino insomma che come tutti un giorno avrà
avrà la sua moto da strada e il papà dice di no, ma un giorno però andrà in pista ovviamente, e lui insegnerà agli altri che la strada non è, cioè non si usa per giocare. Questo piccolo inciso, non so se sono credibile io, comunque vabbè. Ma l'importante non è essere credibili, l'importante è che chi è a casa ascolti e prenda, perché comunque in strada, mentre la pista è preparata per i bolidi che corrono, le strade non lo sono. Le strade non sono fatte da piloti, quindi in moto e anche in macchina soprattutto, in strada si rispettano le regole, poi se vuoi fare il fenomeno ci sono le piste un po' dappertutto e lì puoi andare a fare quello che meglio credi in pista, non per strada. E dopo questo momento di pubblicità progresso, Lorenzo, che aspettative, cioè, no, aspettativa è una brutta parola, qual è il tuo obiettivo in moto? Cioè, fin dove vuoi arrivare tu? Perché tu sicuramente sei un ragazzo sveglio, perché ti vedo dagli occhi, quindi tu hai già in mente cosa vuoi fare da grande. Il mio obiettivo per adesso è di arrivare alla MotoGP, però ma giusto, bisogna sempre puntare in alto, se no mi piacerebbe molto arrivare alla Rookies Cup, dove c'è una selezione dei piloti più bravi che poi ti portano a fare il campionato con la tuta Rookies Cup, un team tutto tuo personale, la moto tutta tua, e sarebbe veramente bello per me, perché poi ti portano anche verso la MotoGP, la Moto2, la Moto3, e sarebbe veramente bello per me. Penso per tutti e anche per i tuoi fan, perché sicuramente avrai un bel gruppetto di fan. Ma della tua categoria di piloti friulani ci sei solo tu? O ce ne sono altri? No, c'è solo io che faccio il campionato italiano. Poi quindi ci saranno sicuramente altri piloti, ma che hanno fatto il campionato con me no, nessuno. Quindi tu sei il nostro portabandiera, ricordatelo, Tu devi portare in alto i colori del Friuli. Certo. Diciamo che ci sono altri piloti, lui è tra quelli probabilmente in questi ultimi anni che ha usato di più, diciamo, che è andato un po' più avanti, ecco, rispetto ad altri. Gli auguro di andare ancora più avanti. Sì, sappiamo tutti qual è il limite, qua il tempo c'è, la voglia c'è, la bravura per il momento c'è stata. Guarda, questa è una cosa che parlando anche Stefano potrà venirmi in soccorso, perché forse ho capito qual era il limite, no? Ma mi pare che col motorsport quel limite lì c'è per tutti gli sport motoristici. Cioè, anche sul rally noi abbiamo parlato anche con altri, dicevano tutti, sì, sarei potuto arrivare, però manchiavi in base, come si dice dalle nostre parti. Insomma. No? E che non è un po' limitativo questo però per il motorsport, perché se uno come Lorenzo è valido, ha talento, ha la velocità nel sangue, è giusto che ci sia qualcuno che lo aiuti a poter sfondare fin dove può arrivare, non essere sempre legati a finanziamenti, sponsor e quant'altro. Posso dire però, sono contento di dirlo, che comunque in questi anni soli non siamo rimasti, ecco, siamo andati avanti appunto perché aziende piuttosto che associazioni e persone private comunque si sono interessate appunto a lui, a Lorenzo, e quindi ci ha permesso di arrivare fino all'anno scorso sostanzialmente. Ovviamente il maggiore sponsor è la famiglia, e purtroppo il problema dov'è? Che man mano che si va avanti le cifre non è che aumentano di poco, duplicano. Cioè una roba esponenziale. Quindi alla fine la passione c'è, il divertimento c'è, anche se dovesse fermarsi oggi da questa esperienza, penso che comunque in ogni caso sia stata una bellissima esperienza, ma noi non ci arrendiamo ad ogni modo. Ma non credo che si fermi qua, guarda, ne sono abbastanza, no, senza l'abbastanza, ne sono convintissimo che non si fermi qua la cosa.
Ma io volevo chiedere ad Enzo questa volta. Allora, quando c'è un bambino anche così piccolo così giovane, perché non parliamo di piccolo, che decide di intraprendere questa strada. Com'è la vita in una famiglia, nella famiglia di un piccolo campione che deve girare l'Italia, l'Europa dietro la moto, insomma, perché alla fine dietro i motori, dacci un'idea della vostra quotidianità. Allora, diciamo che ci sono state due fasi. La fase delle minimoto, dove tutta la famiglia si muoveva, quindi anche mia moglie e un'altra bambina, la sorellina Alice, quindi praticamente abbiamo fatto un'esperienza familiare. Questo è successo fino a 2 anni fa. Poi quando sono aumentate la circonferenza delle ruote e sono cambiate anche un po' le destinazioni, allora ci siamo divisi. Per cui diciamo che più o meno mi occupo di Lorenzo con le moto, e mia moglie si occupa della bambina, che fa anche pallavolo, altri sport e robe varie. Sì, sicuramente movimentato, in giro, dormire ovunque, partire presto, arrivare tardi, studiare in macchina, è un'esperienza. Sarà bravissimo a scuola, immagino, Lorenzo, non avrà trascurato questa... Diciamo che il lockdown è caduto a fagiolo, no? Grande Lorenzo. Lorenzo, non lasciare, non trascurare la scuola, mi raccomando. Però, insomma, puntata pubblicità progresso, Stefano? Porca miseria, oggi sono così. Oggi siamo... Oggi, come si vede, fanno interviste, hanno bisogno comunque di una cultura, di presentarsi come si deve. Ecco, non è più magari... come una volta che magari venivi da altre situazioni, adesso devi essere a livello, altrimenti il pilota non è completo se non hai l'istruzione oggi. No. Mi sembra giusto, insomma. E quando lui ti ha chiesto, perché immagino sia stato lui, non credo sia stata una tua idea, Enzo, quello di dire, iniziamo un campionato di minimoto, perché probabilmente sarà stato lui che ti avrà chiesto, avrà spinto un pochino, cioè come non so, raccontaci come l'hai presa, ecco. Si sono svolte da solo. Il discorso funziona così: quando era piccolino, appunto, come raccontava lui, siamo andati a fare questi corsi un po' a Torre di Mosso, Sastino di Livenza, un po' a Treviso, che comunque ci sono diverse scuole, ecco, per i bambini come lui, e quindi si facevano appunto queste garette a livello regionale, triveneto. Fortunatamente lui arrivava sempre in posizioni da podio, secondo podio, e quindi praticamente tra un po' la sua voglia, un po' il mio desiderio e un po' il coinvolgimento da parte dei team che comunque osservatori che guardano i piloti, alla fine abbiamo affrontato questo primo campionato, che non è semplice, perché dici fai un campionato italiano è veramente complicato, è stata un'esperienza anche il primo anno veramente complessa, però molto bella, veramente molto bella. Anche perché sembra di vedere la mini GP diciamo in versione ridotta, no? E comunque c'è un box, c'è il meccanico, adesso con queste moto grandi c'è il telemetrista, il sospensionista, e quindi comunque è una cosa professionale. Professionale. Per cui ti prepara anche al salto proprio. Essere contento. No? Quindi sì, è come con le macchine e i kart, nelle moto, è proprio una cosa fatta bene per prepararti alle persone con talento come Lorenzo, per poter dopo spiccare e andare su altri tipi di moto e altre dimensioni di moto soprattutto. Esatto, sì. Ma ti divertivi con le minimoto, Lorenzo? Cosa? Ti divertivi con le minimoto? Sì, moltissimo. E scommetto che ti diverti ancora, perché non le hai abbandonate, vero? No. Beh, figurarsi. Cioè, se hai quello sotto di me che vedi nel video e ha 40 anni subito e va ancora con le minimoto, vedi tu. No, è parcheggiata in un angolo con la polvere, il carburatore si è seccato. Dopo questa diretta io sono abbastanza sicuro che il primo giorno di sole la tiri fuori, la pulisci e la torni a mettere in moto, perché ti è tornata la voglia di prendere di mettere in moto la minimoto. Ne sono straconvinto. E mi presento davanti a casa di Lorenzo. No, non fare, perché ti batte. Dopo ti umilia in maniera veramente vergognosa. Quindi lascia stare, non andare da lui. No?
Poi magari mi insegna qualcosa, sì, non so, così, da butto lì, sì. È che mi faccio sempre male, io faccio sempre disastri con le siccome moto. è comparso il regista, mi sa che siamo in chiusura. Sì, ma aspetta un attimo, perché il regista ha 2 domande, una per Lorenzo, e gli chiedo il circuito più complicato o quello in cui ti diverti di più, quello in cui fai le manovre più ardite, qual è? Da quelli che hai fatto, hai soltanto fino adesso. Ci sono stato solo una volta ed è stato Barcellona. È stata la mia pista più bella, ci sono stato sì una volta, però tutte le volte che facevo un giro mi divertivo sempre di più. Quindi Barcellona. Lì è che... E la seconda domanda è per tutti e due, sia per Enzo sia per Lorenzo. Ma in questo periodo di quarantena, come si chiama? Moto, quei circuiti online che vanno di moda adesso, vi piacciono? Li utilizzate oppure no? Io, se per circuito là intendi giocare ai videogiochi? Sì, quello sì. Ci gioco. Sostanzialmente. Sì. E Enzo invece? Non gioco e non guido, ma faccio quello che c'è intorno per fare questo gioco. Ok. E tu ti prepari, ti metti ai box anche quando è sul videogioco, no? Su questo argomento ti lavoro sempre. Ma Enzo, ma lo riprendi in gara? Perché ormai avrai anche tu una cognizione tecnica. Io ricordo anche mio padre quando abbiamo iniziato a correre in bici noi, a 7 anni, praticamente tutti e 3 fratelli, e lui all'inizio non conosceva il mondo del ciclismo, era appassionato ma non lo conosceva. Dopo negli anni si è appassionato sempre di più, adesso addirittura fa l'allenatore di squadre, cioè adesso già da un po' di anni. Quindi adesso anche tu avrai preso una cognizione un attimino delle conoscenze tecniche, lo riprendi, dici magari ma perché no così, perché hai fatto colà, potevi staccare dopo, dovevi staccare prima. Beh, sicuramente consigli vengono dati continuamente, però diciamo adesso da parte mia, più da un punto di vista emotivo, ecco, dal punto di vista tecnico diventa veramente complesso adesso perché i dati da mettere insieme sono tantissimi. Sicuramente questa esperienza mi dà la possibilità di aiutare altri piccoli piloti, come ci sono qui in regione, per cui capita che spesso insieme andiamo a dar lezione, quindi facciamo una giornata con il pilotino che ci chiama e gli diamo tutte le informazioni che abbiamo acquisito. Io non so perché, ma secondo me Enzo fra qualche anno sarà un tale scout di piloti. Di giovani promesse. Di giovani promesse. Il grosso del Friuli Venezia Giulia è che non c'è un circuito. Quello è mi pare che il circuito di Mortegliano sia almeno 20 anni che ne stanno parlando, se non mi sbaglio. Sia che più. Addirittura 30. Perché in effetti forse ne parlavate anche prima, no? Che Tolmezzo e Presenico sono più per i kart, che hanno delle specifiche diverse proprio anche nel percorso stesso, no? Non sono adatti alle minimoto. Diciamo che comunque sono circuiti che vanno bene, sono di propedeutica per fare un tipo di esercizio che può essere, non so, la staccata piuttosto che l'ingresso in curva, però ecco, il circuito vero e proprio prima da centro Italia in su, in giù. Oppure piuttosto Brescia, quindi Franciacorta, Pomposa, spesso in Pomposa andiamo, adesso hanno rifatto pure le piste, sì, non sono da Mugello chiaramente, però sono piste, diciamo, tecnicamente molto, diciamo, elevate. E l'alternativa alla strada come allenamento è il fuoristrada, e qui invece in Friuli il fuoristrada, diciamo, ne abbiamo anche tanto. Dai, sì. Se no andare in Croazia. Quindi va forte. Ottimismo, perché da quest'anno insieme alla palestra lo abbiamo iscritto con la Pratic qui a Martignacco, appunto per ciclismo, che aiuta, è un allenamento, diciamo, comunque finalizzato al mondo delle moto. Quindi comunque in caso, diciamo, se un pilota vuole crescere qui, anche se non abbiamo la pista, c'è da fare tantissime cose. Ecco, anche perché prima di arrivare in Imola a dar gas c'è tutto un background dietro che bisogna creare, e si fa dal birillo ai piccoli circuiti, ecco.
Bene, sicuramente. ragazzi, siamo in chiusura, per cui io adesso è come se chiudo la marmitta, e per cui non esce più gas, bisogna bloccarci. Quindi salutiamo e ringraziamo soprattutto i nostri ospiti Enzo e soprattutto Lorenzo, e gli auguriamo di continuare la sua ascesa nel motociclismo, portando sempre, ricordati, i colori del Friuli sempre vicino, che sei il nostro portabandiera, mi raccomando, no? Eccolo. Bravissimo, no? E quindi ringraziamo Stefano, come sempre. Non ti ringrazio, perché devo ringraziarti? Non ti saluto. Oh, va bene, dai. Vado io in chiusura ricordo. o fai tu? Dimmi, scusami. Vado io in chiusura o fai tu? Vai. No, aspetta, Che... sei andato dal barbiere o no? Che non mi ricordo. Sì, sì, perché Quindi sono quello lì è il andato. risultato di te che sei andato dal barbiere. Ok. No. Quindi questo, Okay, questo è dal grazie, barbiere, pensa... Cioè... Grazie ragazzi. Vabbè, Grazie a tutti voi, è una bellissima chiacchierata, molto gentili. È stato divertente. ciao a tutti. E ricordiamo stasera 22:30, canale 113 digitale terrestre BHTV, potrete rivedere la replica di questa video chat con i nostri ospiti, con Stefano e con Francesco Tonizzo. Buona serata a tutti. Buonasera. Ciao ragazzi.